Presentata oggi al Palacongressi di Agrigento la nuova guida dei vini siciliani anno 2023, edita da Associazione Italiana Sommelier, organizzato da AIS Sicilia, da consultare, ricca di contenuti che racchiude le migliori eccellenze della produzione vitivinicola siciliana. È uno degli appuntamenti più importanti del vino siciliano, che vede la presenza delle varie delegazioni AIS siciliane con momenti di degustazione dei vini delle aziende presenti. Per l'occasione diversi momenti di confronto tra le varie personalità AIS nazionali e regionali. Oggi presentiamo la terza edizione della guida ai vini di Sicilia. Siamo qui al Palacongressi con una rappresentanza di ben 80 aziende del territorio regionale. Abbiamo lavorato tantissimo per la realizzazione di questa guida, nello stesso tempo abbiamo lavorato tantissimo anche per la manifestazione e l'allestimento di questo evento. È un evento che speriamo che possa diventare il punto di riferimento nei prossimi anni della viticoltura regionale in ambito guide. Ecco. Infatti abbiamo tante idee anche per i prossimi anni e cose che vorremmo realizzare. Oggi c'è questa prima giornata, diamo la possibilità agli agrigentini, ai siciliani in generale, di poter degustare centinaia di vini con ben 80 aziende presenti. Io penso che sia più che altro una provocazione che è entrata, cioè così, una dichiarazione fatta secondo me solo a fini politici, non assolutamente, è stato replicato e spiegato ampiamente anche da tecnici, da medici e altro, che il vino, se assunto in maniera moderata, fa soltanto un gran bene. Oggi, la giornata di oggi vede diversi momenti, la premiazione e così si continuerà anche nel pomeriggio. Una sintesi dei principali eventi di oggi. Sì, abbiamo iniziato oggi questo primo momento con la premiazione delle aziende che hanno raggiunto il maggior punteggio, quindi le 4 viti, che è il maggiore riconoscimento che la nostra guida dà. Proseguirà con i banchi d'assaggio da stamattina a stasera fino alle ore 20, 20 e 30. Nell'arco della giornata ci saranno 6 momenti con degli approfondimenti cioè presentati con delle masterclass vere e proprie. Questa è tutta la giornata, siamo qui con piacere per accogliere le persone che arriveranno oggi. Un banco d'assaggio enorme per celebrare questa guida vini di Sicilia, che è una costola della guida vite ai vini nazionali di Associazione Italiana Sommelier. Una pubblicazione che qua porta oltre 150 aziende, la maggior parte sono presenti a questo bellissimo banco d'assaggio, un convegno, tantissime belle degustazioni. Degustare e recensire i vini è un compito arduo. L'associazione Italiana Sommelier collabora in tutte le regioni per creare questo grandissimo spaccato del vino territoriale, del vino nazionale. Sicilia ha più di 40 operatori che sono in qualche modo messi d'impegno per riuscire a creare questa pubblicazione. È un lavoro immane, un lavoro immenso, non c'è nessun altro modo per riuscire a raccontare il territorio che non viverlo, che non poterlo raccontare tramite chi lo conosce e lo frequenta tutti i giorni. Quindi questi grandi collaboratori e personaggi che hanno messo il loro tempo a disposizione per fare questa guida sono in qualche modo il centro, il fulcro, coloro che hanno il polso del mercato, della conoscenza, della competenza del vino del territorio, coloro che lo possono raccontare tramite la storia, tramite gli abbinamenti con i cibi locali, tramite il racconto appassionato. Un successo di pubblico che indubbiamente fa iniziare bene l'anno, primo evento targato AIS Sicilia per il 2023, oltre 80 le aziende partecipanti per la presentazione della guida ai vini di Sicilia, un grande contenitore dove alla premiazione dei vini che sono stati insigniti del punteggio e della menzione delle 4 viti seguirà appunto un banco d'assaggio con le principali aziende siciliane presenti e a seguire contestualmente alla manifestazione 6 masterclass che riguarderanno un approfondimento sui territori siciliani. Questo consente sicuramente un approccio sempre più edonistico riguardo ai banchi di assaggi per il mondo del vino, ma un approccio anche di natura didattica e di approfondimento per la partecipazione alle degustazioni guidate. Con la vostra presenza qui a questo evento? Ma quest'anno
Fortunatamente siamo stati nuovamente premiati dall'Associazione Italiana Sommelier e siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio, tra l'altro 4 vite il massimo riconoscimento dell'Associazione appunto Italiana Sommelier. Quest'anno ci hanno premiato l'Usirà, che è il nostro Sera in Purezza 2020, che dire, siamo contenti un'altra cosa perché è stato per la prima volta fatto questa manifestazione ad Agrigento in questa bella location qui al Palacongressi. Siamo felici appunto da agrigentini, siciliani e girgentini di portare avanti anche un po' il territorio dell'agrigentino, che con forza reclama il suo davvero posto che merita anche sul mondo del vino.